Buona visione con i supermercati Despar, Eurospar, Interspar. Buonasera e ben ritrovati a Effetto Friuli Giovani. Siamo arrivati alla 7ª puntata, siamo quasi addirittura d'arrivo e oggi, insomma, caso vuole, perché i temi vengono scelti con largo anticipo, siamo proprio sul pezzo, come si suol dire, perché il titolo di questa puntata è Giovani e Ambiente. E saprete tutti, immagino, perché insomma le cronache di oggi ci hanno portato a parlare molto di questo evento che è in corso tuttora a Udine, insomma si concluderà questa sera, una manifestazione mondiale in difesa dell'ambiente e del clima, una manifestazione che è partita dai giovani, simbolo insomma di questo movimento. Ecco, vedete alcune immagini che abbiamo registrato questa mattina, è appunto Greta Thunberg e insomma c'erano migliaia e migliaia di studenti oggi a Udine e partiremo da questo per poi sviluppare tutta una serie di tematiche ovviamente legate all'ambiente e al rapporto o comunque a come si relazionano i ragazzi d'oggi nei confronti di queste tematiche. Vi presento innanzitutto però gli ospiti. Seduta accanto a me abbiamo Claudia Carlotto che è una studentessa dell'Università di Udine di filosofia e sta svolgendo con noi qui a Settimanale Il Friuli un periodo di stage ed è autrice insieme ad Alessandro Drigiusto, mio collega giornalista nonché vice direttore del Friuli, di un'inchiesta uscita proprio oggi dedicata ai cambiamenti climatici e i due hanno messo in atto un confronto tra generazioni, quindi ovviamente Claudia ha sentito i ragazzi e Alessandro invece ha indossato le vesti insomma, degli adulti e ha raccontato qual è il punto di vista di quelli un po' più grandi. Poi abbiamo il professore del CEFAP Gibil Crespan e al suo fianco Luca Grion che è un docente di filosofia morale dell'Università di Udine. Benvenuti e grazie per aver accettato il nostro invito. Questa folta platea di ragazzi è quella insomma, di Effetto Giovani, ragazzi che provengono da diverse scuole e io partirei da una domanda, so già quasi la risposta, andiamo per alzata di mano, però volevo sapere se tra quelli seduti c'è qualcuno che oggi ha manifestato ed è andato a Udine, insomma in centro a manifestare per il clima. Ecco, non sono timidi, sappiatelo, nessuno di loro è andato, in realtà qualche ragazzo della consulta l'ho visto, però oggi non è potuto venire, perché diciamo, ne abbiamo discusso durante la settimana nella nostra chat così e c'era un po' di scetticismo e pessimismo che è giustificabile perché poi oggi nelle interviste raccolte proprio in città effettivamente questo sentimento è più che mai condiviso. Partirei proprio da Claudia perché per realizzare l'inchiesta uscita quest'oggi su Settimanale tu hai sentito proprio gli organizzatori, no, di questo evento e quindi volevo chiedere a te che impressione ti hanno fatto, se, che cosa hai avvertito anche della spinta motivazionale di questi ragazzi che hanno poi ideato questo evento. Sì, grazie. Io ho voluto, cogliere il loro punto di vista di questi ragazzi, capire il motivo che li ha mossi nel creare un'iniziativa così grande. È vero che tutto è partito da lontano lontano dal Friuli, però sono ben 5 ragazzi, diciamo, che hanno fatto delle azioni molto importanti in questo ultimo anno, a partire da Aran Cosentino, che è stato un po' il pioniere di questa iniziativa a Udine e che ha salvato, insomma, il torrente che insomma, accarezza le valli del Natisone dalla costruzione di una centralina che ne avrebbe inevitabilmente interrotto anche il corso. E insieme a lui, sempre della stessa scuola, c'è Morianna Tonello che invece ha voluto fare una raccolta firme per promuovere la raccolta differenziata nella sua scuola. E c'è anche Gaia Nobile, una loro amica che ha deciso di intraprendere
delle scelte di vita molto radicali. Prima di tutto togliere dalla sua alimentazione prodotti di origine animale, ma soprattutto attenta alla problematica della plastica, che ne usiamo tantissima, ha deciso di acquistare solo prodotti a chilometro zero, veramente a chilometro zero, e di rinunciare a qualsiasi tipo di imballaggio appunto di plastica. E infine ho voluto intervistare Aurora Ovan, una ragazza molto attenta e possiamo dire la regista, esatto, scrittrice friulana, 23enne anche lei, che mi ha permesso di avere una visione diciamo da fuori del movimento. Lei è scesa in piazza insieme agli altri ragazzi, però non fa parte proprio del comitato direttivo del movimento. E ultimo ho scelto di intervistare Diego Zuccolo, un ragazzo impegnato nei viaggi sociali, ora si trova a Bali, che mi ha offerto una visione anche economica del problema che stiamo affrontando, perché anche se non lo vogliamo ammettere, la questione ambientale è proprio una questione, un problema che ci tocca e al quale non possiamo essere indifferenti, ecco. Nell'inchiesta che insieme ad Alessandro abbiamo svolto, abbiamo preso questo punto di vista, abbiamo preso le loro iniziative, i loro progetti, i loro sogni, e abbiamo cercato di renderli insomma su carta. E abbiamo capito per bene i motivi che hanno mosso questi giovani in tutta Europa e in tutto il mondo, perché oggi ben 1000 città sono scese in piazza, 72 paesi coinvolti, e oltre alla tematica ambientale ci sono molte questioni anche diciamo proprio politiche e che interessano il futuro dei giovani in primis, ma anche degli adulti, perché di pianeta Terra ne abbiamo solo uno e dobbiamo conservarlo nella sua interezza. Ed è di tutti, no? Esatto. Indipendentemente dall'età. La politica tout court, diciamo, era esclusa da questa manifestazione, non c'erano bandiere, non c'era nulla. Chiaramente è considerata dai manifestanti stessi, che l'hanno detto apertamente, in realtà quella che non ha dato le risposte, che è venuta meno al suo ruolo, alla sua funzione, e quindi appunto questo evento, questa manifestazione proprio nasce in maniera apartitica ed ha coinvolto una fascia d'età molto vasta. Erano tantissime le famiglie con bambini piccoli di scuole elementari, asili, ma erano anche molti nonni o le persone comunque adulte che hanno insomma deciso di dedicare un po' del loro tempo per far sentire la loro voce. A Udine non è che si vedono proprio questo tipo di manifestazioni di questa anche portata con così tanta, diciamo così spesso, anzi insomma, e per quello forse fa ancora più notizia. Alessandro, tu hai lavorato con Claudia, però sei anche diciamo, nel tuo, hai sempre avuto questo interesse per l'ambiente, una cosa tra l'altro che ci accomuna, da anni ne parliamo e ci troviamo su queste posizioni. Sei anche parte di un'associazione che si occupa di inquinamento luminoso, giusto? Cosa ne pensi tu invece da adulto? E che cosa hanno detto, cioè che cosa ti sembra di poter dire da esperto anche del settore? Ma da adulto dico ahimè che non si tratta di qualcosa di nuovo, perché le rivendicazioni di matrice ambientale, ambientalista, non sono cosa nuova. In realtà ciò che è nuovo ed è dirompente è il messaggio che lanciano questi giovani. Ovvero non sono giovani che fanno come accadeva negli anni 80 o 90 o anche nella prima decade di questo millennio una questione politica ambientale, perché l'ambiente insomma era ancora appannaggio di pochi intellettuali eccetera, ne fanno proprio una questione di sopravvivenza. Loro dicono il pianeta è uno solo, questo è il nostro pianeta, non sappiamo dove altro andare, non sappiamo che futuro abbiamo. L'accusa che emerge anche intervistando il professor Grion è che il loro dito è puntato verso di noi perché siamo noi che stiamo rubando loro il futuro, ed è assolutamente un messaggio dirompente, e da questo punto di vista assolutamente è un messaggio che non era presente nelle prime istanze ambientaliste. Sono problematiche che sono sempre, cioè quando
come dire, si affronta la tematica ambientale, la maggior parte degli interlocutori la vive con un certo fastidio perché mette in discussione certi principi che sono dati per assodati, quali quello della crescita, del consumismo, eccetera. E questa protesta, ovviamente, al pari di altre istanze di tipo ambientalista, invece erodono proprio le fondamenta, i paradigmi sui quali sostanzialmente si è fondata la nostra economia finora, ma lo fanno proprio sulla forza di un dato di fatto, e cioè che le risorse sono sempre più limitate e soprattutto i cambiamenti climatici stanno dando una svolta drastica e inattesa dal punto di vista della velocità alla necessità di fare qualche cosa. Ecco anche perché i ragazzi probabilmente non hanno voluto per fare politica, pur sapendo che il loro interlocutore, per forza di cose, siamo noi adulti e quindi sostanzialmente i politici, perché le leve del potere sono in mano nostra, non sono in mano loro. A me stupisce leggere anche, come è capitato oggi, certi commenti anche sui social che dicono ogni scusa è buona per farsi una scampagnata e poi vanno a mangiare il panino da McDonald's, oppure ecco i giovani a manifestare e poi usavano lo smartphone. Come dire, si guarda, ma si guarda il dito e si dimentica che questi ragazzi stanno mostrando la luna. Ed è un errore tragico, perché se non comprendiamo fino in fondo il fatto che loro ci stanno mettendo con le spalle al muro, ma con le spalle al muro ci stanno mettendo i cambiamenti climatici, vuol dire che non abbiamo davvero capito nulla. È difficile, perentorio così. Io ho maturato questa convinzione perché, tra l'altro, come ben sai, seguo da tanti anni anche come giornalista le tematiche ambientali, ed è un ciclo di ripetizioni senza fine. Già alla fine, per esempio, degli anni 80-90 si parlava apertamente di un eccesso di impermeabilizzazione del suolo, di troppo cemento, di troppo consumo del suolo e delle risorse. Ci troviamo nel 2019 dove le tematiche sono esattamente ancora il consumo del suolo, lo spreco sconfinato e incomprimibile di energia. Qualsiasi cosa noi utilizziamo per produrre energia ha un impatto ambientale. Allora, finché pensiamo che la soluzione stia in altri modi di produrre energia, non abbiamo capito nulla. Cioè dobbiamo vivere in base a quanto il pianeta ci consente di vivere, non oltre. Noi stiamo mangiando, come ha detto correttamente il professor Grion, noi stiamo mangiando nel loro piatto, questo è il problema di fondo. Allora io credo, e dopo la pubblicità approfondiremo con voi ragazzi questa cosa, che molti di loro abbiano proprio manifestato scetticismo perché hanno a che fare con il mondo anche dell'agricoltura per questioni di studi, di lavoro, alcuni eccetera. E quindi diciamo sono conoscitori anche delle problematiche e le vivono in un certo senso direttamente. Voi potete intervenire da casa mandandoci i vostri messaggi, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo qui in diretta. Grazie. But I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make them stay. Eccoci ritrovati. Allora, stavamo parlando insomma di cosa noi adulti abbiamo combinato insomma a questo pianeta Terra in sofferenza. Abbiamo parlato un po' dello sciopero di oggi, della manifestazione e adesso volevo sentire dei ragazzi volenterosi e carini come sempre. Max, ho detto giusto? Matteo, scusami, fatti dare il microfono che così facciamo parlare te che sei ritornato tra di noi, ben ritrovato, se ti puoi alzare in piedi gentilmente. Allora, tu potrai sbagliare, però tu fai agraria, giusto? Sì. Ecco, e anche lavori? Sì, sono in stage. Tirati più vicino, ok. Sono in stage in un'azienda agricola e secondo me lo sciopero di oggi non ha abbastanza senso non mi viene il termine, Per il discorso climatico, per cambiare la situazione, dici? No, nel senso... sì, dai. La risonanza dell'evento? Come effetti? No, Stai zitto. Lascialo riflettere. Tu non ci saresti andato comunque, no. Anche se fossi stato libero.
Perché il settore poi alla fine... Cioè, secondo me l'inquinamento, io parlo dell'inquinamento dell'aria, robe così, che con la movimentazione dei mezzi agricoli, secondo me non ha senso, perché se dobbiamo andare l'azienda in un punto e il campo in un altro, dobbiamo sempre andare con dei mezzi a benzina, gasolio, diesel, cioè quindi... Beh, questo diciamo, sì, ho capito cosa vuoi dire, cioè si associa un po' al discorso che facevamo prima, no? Viviamo in un mondo dove la tecnologia la fa da padrona, fondamentalmente è irrinunciabile anche per lavorare, eccetera, quindi chiaramente sì, è tutto un sistema, diciamo, che si morde la coda, no? Perché poi... Esatto. Cioè, poi con i diserbi, quelle robe lì, cioè, se non li facciamo le piante... Ciao, ciao. Dopo ne parleremo con il professor Crespan, che è più, diciamo, dentro questo discorso, no? E vuoi passare il microfono al tuo amico? Alzati, ripeti il nome gentilmente. Mattia. Ecco, vai Mattia. Tu cosa ne pensi? Io penso che sia un po' inutile questa manifestazione, perché alla fine non ha un grande impatto. Tu dici che gli effetti saranno, Non cioè rimarrà diciamo- così, una cosa, insomma... Sì, secondo me non va a percorrere gli anni. Chi è invece che, anche se non c'è andato, insomma per vari motivi, comunque ritiene che questa iniziativa in realtà in qualche modo possa smuovere qualcosa e cambiare la situazione? Grazie, passatevi il microfono. Ripetimi il tuo nome che io l'ho già dimenticato. Sono Alberto, Ecco, e Alberto. del Malignani, e purtroppo oggi avevo una esercitazione in classe di matematica e non sono potuto andare. Penso che questa manifestazione non abbia effetti, diciamo, dall'oggi al domani, ma che avendola fatta in tutta Italia, ma anche oltre, in grandi città in Europa, comunque la voce di questo problema, che purtroppo si è fatto sempre più grave negli ultimi decenni, sia giunta anche ai governi e chi di competenza, e spero vivamente che prendano provvedimenti per appunto quantomeno ridurre gli effetti drammatici che ormai si stanno verificando. Leggevo che c'è un'isola di plastica nell'Oceano Pacifico grande più della Francia, e questa, a mio avviso, è una cosa molto drammatica. Ci sono i ghiacciai che si stanno sciogliendo per colpa dei gas serra, e anche questo purtroppo è un grande problema. Vedevo anche che con l'introduzione di nuovi mezzi di trasporto elettrici, alcuni di questi problemi collegati ai gas serra potrebbero calare, perché comunque, anche se per produrre l'energia si usano comunque combustibili fossili, il rendimento delle macchine che li producono è maggiore, e quindi a parità di gas serra si produrrebbe comunque più energia che rispetto ad un motore di una macchina. E quindi diciamo che sono fiducioso che con queste manifestazioni, anche con successivi sviluppi delle varie tecnologie, questo problema possa essere quantomeno gestito, dato che se non lo iniziamo a gestire fin da adesso, già nel 2050 o 2080 potremmo avere degli effetti irreversibili, e ai quali non si potrà appunto porre rimedio. rimedio. Tu? Prego. Se posso dire la mia, secondo me la manifestazione che si è svolta oggi a Udine è molto importante. Io non sono potuto andare perché avevo la prova in Valsi di italiano, però se non l'avessi avuta sicuramente ci sarei andato, in quanto secondo me è importante diffondere sia a livello metapolitico che ideologico quella che può essere definita una nuova cultura dell'ecologismo, che vada a toccare quelli che sono i temi o i campi d'azione umana, partendo dall'edilizia all'ecologia, che sia all'urbanistica, al mondo delle imprese, insomma, che però questi campi d'azione umana e anche politiche ambientali siano, come posso dire, effettivamente sensibilizzate su questo tema, altrimenti nulla ha senso, e tutto parte da queste manifestazioni, che però non è importante fare la manifestazione di un giorno, bisogna poi prendere da questa base, da questa punta di iceberg,
quelli che sono tanti poi nuovi spunti per cambiare il mondo, perché manifestare un giorno non ha molto senso, bisogna appunto creare in noi giovani quella che è una nuova, ripeto, cultura dell'ecologismo. Io penso che, insomma, voi, ne parlavo con gli ospiti quando ci siamo sentiti per invitarli, no? Questi ragazzi, insomma, hanno qualche anno meno di noi e sono ragazzi che sono nati in un periodo in cui la raccolta differenziata, ma io lo penso, magari appunto mi smentiscono, era già avviata, è qualcosa che dovrebbe essere già entrato nel nostro uso, cioè nella nostra quotidianità, no? Invece tu hai detto prima, mi ha colpito, che una delle tue intervistate ha chiesto di realizzare la raccolta differenziata nella propria scuola. Quindi ci sono delle scuole che di fatto non offrivano questa opportunità ai ragazzi. Anche questo sì, è indicativo, insomma. Ho capito giusto? Sì, esatto, almeno nella sua scuola, più o meno a 5 sedi, solo nella sede principale era avviato appunto la raccolta differenziata. Marianna si è battuta all'inizio gennaio appunto raccogliendo firme non solo tra i suoi compagni di classe ma anche tra il personale e i professori per appunto mettere dei contenitori insomma, per la differenziata in tutte le sedi, esatto. Insomma, forse c'è ancora sì, effettivamente da lavorare parecchio. Professor Crespan, allora lei insegna al CEFAP, è anche agronomo, fa un sacco di cose. Lei conosce bene il problema però, noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana sul Friuli, moria di api, insomma, che è solo una delle ultime inchieste ambientali, insomma, di una certa gravità purtroppo. Cosa ne pensa della questione e che cosa pensa delle risposte che ci hanno dato i ragazzi? Beh, per quanto riguarda in particolare il discorso della moria di api, è un discorso che sta andando avanti da tempo e ovviamente sono stati presi immediatamente dei provvedimenti, sono stati bloccati 3 neonicotinoidi che sono fra i principali responsabili della moria delle api e oltre a questo perché sappiamo che durante tutto il periodo di fioritura delle colture non si può, è vietato assolutamente, utilizzare qualsiasi prodotto che possa essere nocivo per le api o per gli altri insetti pronubi, perché non dimentichiamoci che non sono solo le api a fare impollinazione, sono sicuramente le più importanti, le principali, ma non sono solo loro. C'è un altro periodo però dell'anno nel quale c'è un rischio abbastanza grosso, che è quello delle semine con prodotti concianti, che contengono all'interno degli insetticidi. Ora, il problema chiaramente è stato sollevato già più di una volta, sono stati casi antecedenti all'ultimo che abbiamo visto, ma sostanzialmente sono state date di nuovo delle linee guida per cercare di ridurre o abbassare al minimo quelle che sono queste problematiche. Quindi l'ERSA per l'ennesima volta ha dato istruzioni di come eseguire queste cose, già l'altra volta che c'erano state delle problematiche, l'Università degli Studi di Udine si è presa a carico di eseguire le semine secondo quello che era stato detto dai produttori di questi determinati prodotti e hanno visto che effettivamente seminando secondo le loro direttive si ammazzavano benissimo tutte le api. Quindi chiaramente è stato fatto un processo ed è stato vinto dall'università e da noi. La cosa che un po' mi stupisce, per quanto riguarda poi i miei ragazzi, è che invece tutto quanto quello che si sta cercando di fare sempre più pesantemente in agricoltura è proprio quello di ridurre l'utilizzo dei prodotti. Perché l'ultima normativa, che è quella sull'agricoltura sostenibile, ci dice che noi dobbiamo sì poter produrre per noi, ma non abbiamo il diritto di impedire a quelli che verranno dopo di noi di poter continuare a godere e a produrre quanto facciamo noi. Quindi ci stiamo lavorando sopra in maniera molto seria. Ci sono una serie di studi, per dirvi un'altra cosa, le stesse multinazionali dei fitofarmaci stanno facendo tantissima sperimentazione e ricerca su quelli che sono prodotti naturali, biostimolanti, corroboranti, microorganismi, e stanno facendo sempre meno ricerca per quanto riguarda le sostanze chimiche. Quindi in agricoltura c'è un interesse fortissimo. Perché? Perché è l'ambiente nel quale viviamo noi. Se io faccio agricoltura, non è che inquino da un'altra parte, inquino dove vivo io. Ok? Quindi
Diciamo che si sta, anche vi diceva le nuove tecnologie, però insomma si sta cercando con gli studi, con ci sono nuove prospettive insomma di essere Sì. più eticamente corretti e di cercare di inquinare e comunque danneggiare anche i prodotti che poi non solo viviamo nell'ambiente ma anche li mangiamo, ci nutriamo di questi prodotti, no? E che Sì, sono perché sempre poi- più chimicamente trattati. Sì, ovviamente poi c'è una delle problematiche grosse che continuiamo a vedere e che ne abbiamo discusso prima con Mattia, è una delle cose, ci accusano, noi siamo agricoltori, ci accusano di inquinare il mondo, no? E diciamo che ci sono due aspetti sotto questo profilo, il fatto che inquiniamo i cibi e che quindi quello che mangiamo non è più salubre e dall'altra parte che inquiniamo l'ambiente, cioè, queste sono le due tematiche. Però le normative sono state fatte e sono molto stringenti, per dire quando viene stabilito il limite massimo di residuo sulle cavie di laboratorio, dopo viene moltiplicato per 100 per dire signori, se sulla cavia di laboratorio 100 mg continuandoli a darglieli tutta la vita non gli ha mai creato problemi, tutta la vita no, chiaramente si può usare per 2 anni, però noi per l'uomo non sono più 100 mg, è 1 milligrammo, quindi cerchiamo di utilizzare dei sistemi cautelativi. Abbiamo bloccato sotto questo profilo la parte finale, quindi non è assolutamente vero che i prodotti che vengono fuori dall'agricoltura, se vengono fatti secondo normativa, facciano male. Per altro verso è stato fatto anche il lavoro sopra, si sono incominciate a bloccare determinate sostanze che non è più solo interessante, mi ammazzano appena, se le respiro mi ammazzano, se le bevo mi ammazzano, ma magari non mi ammazzano adesso, ma mi ammazzeranno fra 10 anni, fra 20 anni, oppure mi creano dei problemi a livello di fertilità, oppure fanno male ad altri organismi, pesci, organismi acquatici, via di seguito. La fermo perché mandiamo la pubblicità e torniamo subito dopo qui, sempre in diretta, grazie. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what... Allora, riprendiamo le fila del discorso e volevo sentire dai ragazzi, perché abbiamo parlato di agricoltura, dello sciopero, della manifestazione, di cose molto, insomma, forse dove noi direttamente non possiamo fare molto, però nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, ciascuno può, insomma, dare un'impronta verso nel rispetto dell'ambiente, ecologista e quant'altro, da la luce spenta oppure l'acqua quando ci si lava i denti, insomma, l'attenzione al packaging dei prodotti che acquistiamo. Quindi volevo chiedere insomma un po' in giro quanti di voi prestano attenzione a queste piccole cose, non rimanere per chi guida, ecco, con la macchina accesa in sosta fuori dalle scuole o inutilmente, o quando si ha in estate il clima acceso, non si spegne la macchina, per rimanere ibernati dentro. Chi di voi poi alla fine ci pensa a queste cose e mette in atto dei comportamenti insomma virtuosi? Tu hai il microfono? No, vai. No, vai tu. Passa il microfono dietro, dopo facciamo il giro con voi. Vai, dimmi. Io faccio le cose abbastanza semplici perché penso che appunto partendo dal piccolo poi forse qualcosa si muove. Poi le manifestazioni aiutano anche all'informazione. Io molto semplicemente, fino all'anno scorso non avevo patentino, cioè non potevo usare né motorino né niente, quindi mi sono adeguato per necessità o la bicicletta o l'autobus. E poi ho la fortuna di avere una casa con una piccola parte di terreno e quindi dove mio papà, io non tanto, lo ammetto, esatto, ho l'orto, anche se è più mio zio che insomma però ci porta diciamo su, a livello esatto. di famiglia, no? Come tante volte capita, Esatto. magari uno lo coltiva e poi si distribuisce ai parenti, quindi insomma comunque è anche un modo... Anche per risparmiare molto semplicemente. Certo. Senza Beh, sono prodotti più che direi chilometro zerissimo, cioè sotto casa, quindi insomma... Quindi io mi ritengo fortunato anche da quel punto di vista. Però insomma se devo
andare in giro molto lontano, ok, vabbè, o vado insieme, oppure magari prendo la bicicletta, decido io, prendo e vado. Cioè, non sto Quindi tanto... insomma ancora una mobilità sostenibile. Esatto. Passiamo il microfono invece al ragazzo con la maglia a corallo, così facciamo... Mi ripeti il tuo nome perché non me lo ricordo. Davide. Davide. Buonasera a tutti. Sì, io penso che la manifestazione di oggi sia stata importante soprattutto per i giovani. È stata ben veicolata dai social network sicuramente. Abbiamo visto 3.000 persone a Udine, e in tutta Italia più di 100 piazze sono state occupate, anche a livello mondiale c'è stata molta frequenza. Penso sia essenziale che l'impegno di ognuno di noi nel proprio piccolo, a livello domestico, il fatto di avere un non eccessivo consumo riguardo l'illuminazione, preferire lampadine a LED piuttosto che le tradizionali, la raccolta differenziata ormai negli ultimi anni, anche porta a porta, è stata molto incentivata dai comuni. Qui a Tavagnacco ormai sono anni che va molto bene il servizio. Le case dell'acqua, invece di dover andare a prendere sempre la bottiglia al supermercato di plastica, piuttosto ricicliamo bottiglie di vetro. E la climatizzazione e il fatto dell'acquisto di una nuova auto, adesso con l'ecotassa nuova sono molto più incentivate auto ibride o elettriche, e questo mercato diventerà sempre più all'avanguardia, le batterie avranno un'ottima tenuta. E sì, penso che i ragazzi di oggi siano stati molto influenzati, ormai siamo sinceri, non è una novità, ecco, questa, la novità è il fatto che tanti giovani come noi chiedano, appunto per un fatto di sopravvivenza per gli anni futuri, che tutto questo modello venga incentivato. Professor Grion, cosa ne pensa delle posizioni dei nostri ragazzi? Le leggo anche un messaggio che ci arriva da casa. Sarebbe utile, dice, puntata interessante, dispiace sentire qualche giovane che non partecipa alla manifestazione perché la ritiene inutile, ma forse un pizzico di ragione ne hanno. Sarebbe utile far prendere coscienza ogni giorno a questi giovani, e anche meno, di quello che sta succedendo. Una sola giornata non basta, è vero, dovrebbe esserci più informazione e anche azioni piccole che cambierebbero subito le cose. Se ogni persona facesse la differenza, il pianeta ne risentirebbe subito e in meglio. Allora, abbiamo ascoltato tante cose, il tema è davvero complesso. Allora, riprendo un po' quello che diceva Alessandro quando appunto denunciava il fatto che ci si concentri sul dito e non su ciò che il dito sta indicando. Allora, guardiamo un attimo il dito, no? Cioè la manifestazione, chi portava avanti quelle istanze. È chiaro che c'è molto di interessante anche in questa dimensione, perché ad esempio testimonia non tanto la disaffezione rispetto alla politica quanto la sfiducia, e questo credo che faccia parte del problema. C'è una questione di sfiducia nella possibilità di cambiare, e di questo bisogna prenderne atto, perché fa parte del problema, perché la sfiducia porta alla rassegnazione e rende molto più complicato il cambiamento. In tempi nei quali è urgente il cambiamento, allora anche questo elemento fa parte, però non si può chiedere ai giovani di fare tutto, di essere quelli che denunciano, magari con alcune ingenuità, con alcune semplificazioni, e essere anche quelli che attivamente cambiano e quelli che si fanno, diciamo così, protagonisti di decisioni politiche. Questo compete agli adulti in questo momento. Per cui vengo al secondo elemento, in modo un po' telegrafico. Io credo innanzitutto che ci sia un problema di tempistica che rende questi temi complicati, nel senso che il tempo col quale noi elaboriamo l'urgenza del problema è troppo lento rispetto all'accelerazione che la tecnica ha imposto ai cambiamenti. Cioè la tecnica, nel bene e nel male, ha dato un'accelerazione che noi fatichiamo a comprendere prima ancora che a gestire. E quindi abbiamo una questione di tempi, sta crescendo una cultura ecologica, una sensibilità, però gli scienziati ci dicono che il tempo dell'intervento dovrebbe essere ora, anzi avrebbe dovuto essere ieri. Questo è parte del problema. E poi c'è davvero una questione di staffetta generazionale che sta inceppando. Gli adulti dovrebbero essere quelli che preparano il futuro dei figli, e noi siamo una generazione che davvero ha preso come stile di vita quello di consumare il futuro dei propri figli. Lo vediamo da
tanti aspetti. Nell'intervista con Alessandro un po' riflettevamo, non è solo la questione ambientale, è ad esempio la questione previdenziale, è la gestione del debito pubblico, l'idea che consumiamo oggi e godiamocela e rimandiamo i problemi. Per dirla con un grande intellettuale del secolo scorso, Groucho Marx, perché devo preoccuparmi delle future generazioni? Cosa hanno fatto loro per me? Ecco, mi sembra un modo un po' miope di guardare il problema, però se siamo onesti tante volte è esattamente il modo col quale gli adulti riflettono. Perché? Perché sono figli di una cultura consumistica che si è sviluppata grazie ad un consumo progressivo e costante delle risorse. Allora questo è l'ultimo elemento che dico. Il problema è che noi dovremmo riuscire a cambiare un modello economico, un modello di sviluppo, un modello di produzione, un modello di consumo, e questo richiede tempo. E oggi la risorsa davvero più scarsa è quella del tempo, di cui l'urgenza e anche, io credo, un senso di sconforto, perché ci si chiede com'è possibile risolvere problemi così grandi. Quello di cui sentiamo forse più la mancanza è un governo mondiale che riesca a prendere quelle decisioni drastiche che devono essere imposte, perché singolarmente facciamo molta fatica ciascuno di noi a rinunciare a qualcosa. La cultura ci aiuta a digerire delle scelte drastiche che ci vengono imposte perché le capiamo. La politica dovrebbe fare questo però, ma obiettivamente è difficile. Il senso di, diciamo, anche parlando con i ragazzi oggi in piazza, la delusione è palpabile, no? Da questo punto di vista. La politica non dà le risposte reali e concrete che vengono alle domande che vengono poste. Alessandro, con piccole, cioè diciamo, ognuno di noi può fare nel suo piccolo, no? Insomma, un po' la differenza. Però abbiamo detto manca una regia generale, ci sono anche governi di paesi più che sviluppati che negano l'esistenza del problema ambientale, quindi insomma direi che davanti a questa affermazione c'è poco da dire. Però voglio dire, nel piccolo, cambiando nel singolo, nelle famiglie, a livello poi magari comunale con la raccolta porta a porta e poi a livello regionale con altri provvedimenti eccetera, si riesce almeno un po', voglio dire, a cambiare? Ma tieni conto, cara Marta, che le conclusioni dell'IPCC, del panel delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, erano ampiamente messe in dubbio anche solo pochi mesi or sono. Insomma, certo. I negazionisti climatici sappiamo tutti che ci sono e sono ben presenti. Detto questo, l'importanza del messaggio lanciato dal Fridays for Future è un altro, non è solo ragazzi non c'è più tempo, svegliamoci, adulti non avete più tempo, dateci una mano, è anche un messaggio che è correlato ai singoli comportamenti. Perché tra l'altro, ecco, quando dico che in fondo non c'è nulla di nuovo, il pensiero, il glocal, cioè agire localmente, pensare globalmente, era già patrimonio dell'ambientalismo alcuni anni or sono, diventa ancora più forte ora che abbiamo di fronte un movimento che è mondiale, non semplicemente più nazionale, e i giovani che in tutta Europa e in altre parti del mondo sono scesi per strada per dire non c'è più tempo, dicono anche guardate che ci sono dei comportamenti individuali che incidono pesantemente sull'impatto ambientale. Tutto ciò che noi facciamo lascia un'impronta, sta a noi fare del nostro meglio per rendere l'impronta meno profonda, dallo stile di consumo allo stile di vita proprio, a come ci muoviamo, a come consumiamo, perché non possiamo fare a meno di consumare, ma possiamo decidere cosa consumare e come farlo. Quindi ci sono tanti piccoli comportamenti. Se la nonna, scusate se uso il friulano, mi diceva stude che luz, lo diceva per un motivo molto semplice, perché la luce era qualcosa che aveva un costo. Per lei era un costo economico, per me che sono figlio della nostra epoca è un costo anche ambientale, e io alle mie figlie dico spegnete la luce se non serve. Impariamo a spegnere la luce se non serve, impariamo a non sprecare cibo, impariamo
a non a riutilizzare. Insomma, da questo punto di vista noi friulani ci stiamo comportando bene. In Friuli ormai si parla ampiamente di economia circolare, di riutilizzo, di limitare ciò che finisce in discarica o che deve essere comunque a livello smaltito. Comunale ci sono certo, dei ricicli, non siamo, rispetto ad altre parti del territorio, siamo più avanti, siamo forse più nord europei, ma ciò non basta. Vi lascio prima della pubblicità con questo messaggio e dopo ne riparliamo. Iniziativa discutibile da fare il venerdì, e qui prima stoccata, ma i ragazzi che hanno manifestato hanno dati in mano su CO2, consumi, obiettivi dei governi europei per produrre almeno il 20% di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Finanza che sposta capitali, peccato che i paesi che inquinano di più, Cina e America con un presidente che nega il problema, India e anche India, non sottostanno a nessun protocollo ambientale, bisognerebbe andare a protestare lì. Vi lascio con questa e poi riprendiamo proprio da questo messaggio. Pubblicità. I go on too many dates, but I can't make them stay. People say, I go on too many dates, but I can't make them stay. Eccoci, ultima parte. Allora ci lamentavamo che hanno parlato poche ragazze, poi domande solo alle ragazze, salutiamo Dharma, Siria e le altre che sono in gita. Ripartiamo con Grioni invece da quel messaggio che ho letto in chiusura dell'ultimo blocco. Sì, allora è vero che le responsabilità mondiali sono grandi ed è un po' quello che dicevo io, ci sarebbe bisogno di un governo mondiale anche semplicemente per avere un futuro di pace. Quindi tutti i passi indietro rispetto ad impegni come ad esempio quelli di Parigi fanno preoccupare, perché c'è sempre l'egoismo di chi difende le proprie posizioni di privilegio. Il problema è esattamente questo, riuscire a non farsi sconfortare da questi problemi che ci sono e cominciare a chiedersi cosa noi possiamo fare, perché più cresce la consapevolezza da parte dei cittadini, più aumenta la pressione sui governanti. Allora, quello che secondo me è importante è riuscire a fare un salto di qualità anche rispetto a quella che è la dimensione interiore di ciascuno di noi, cioè, e parlo almeno per il mondo degli adulti, riuscire a passare da l'attitudine rivendicatoria di chi lamenta ciò che gli spetterebbe, le promesse di futuro, no, fantasmagorico che c'erano state fatte rispetto ad un futuro che vediamo invece molto più complicato, molto più scuro, e cominciare a dire bene, prima ancora di rivendicare ciò che ritengo mi sia stato sottratto, qual è il peso che riesco a portare non per me ma per le generazioni a venire, per i miei figli. Cioè o noi cominciamo a farci carico anche di ingiustizie che stiamo patendo e lo facciamo per altri, oppure non ne usciremo, perché abbiamo tutti un elenco molto lungo di ingiustizie che abbiamo subito, di promesse che non sono mantenute. Però la misura ormai colma, noi stiamo mangiando il capitale, noi in finanza si dice che una situazione è florida finché tu mangi gli interessi, noi stiamo intaccando il capitale, c'è un conteggio che viene fatto rispetto ai beni prodotti dal pianeta Terra e ogni anno vediamo che lo consumiamo, no, sempre prima rispetto al calendario, vuol dire che tutti i giorni e i mesi successivi ci stiamo mangiando futuro. Allora ecco, quanto di questo peso riusciamo a portare per restituire un po' di speranza? Se quei giovani avevano poca fiducia nella politica è perché quella fiducia gli è stata sottratta, e togliere fiducia e speranza ai giovani penso sia uno dei crimini peggiori che i genitori possono fare ai loro figli. Professor Crespan, a scuola parlate anche di, a parte insomma i corsi specifici, però parlate di queste tematiche. Come si può sensibilizzare anche? Sicuramente vedremo di ampliare gli argomenti, perché purtroppo io mi occupo di tecnica agricola, quindi siamo spesso in campo, siamo direttamente al lavoro e quindi diciamo che lezione dentro ne facciamo piuttosto poca. Ovviamente la sensibilizzazione è inevitabile, perché l'agricoltura ha dovuto farsi carico, essendo una delle responsabili poi dell'inquinamento ambientale, ha dovuto farsi carico di una serie di problematiche e cercare di risolverne. Il problema di fondo però è che le normative si possono fare stringenti quanto si vuole, l'applicazione poi deve essere da un lato possibile, dall'altra parte recepita da chi deve fare queste cose. Il cambio di mentalità secondo me
come dicevano gli altri ospiti prima, secondo me è il fulcro di tutto questo discorso, perché facendo diversi corsi, ad esempio sullo sfruttamento del suolo e via di seguito, mi è capitato in mano un proclama del grande capo Seattle, che alla domanda che gli hanno fatto, erano negli Stati Uniti, gli hanno detto: perché non ci vendi un po' della tua terra? E lui gli ha risposto: non posso, perché questa terra l'ho avuta in prestito dai miei nipoti. Ora, il cambio di mentalità secondo me è questo: se una cosa l'ho ereditata dai miei genitori, ci faccio quello che mi pare, ma se devo restituirla a qualcuno che arriva, allora io spero che voi, che bene o male avete il futuro davanti, avrete dei figli, riusciate a partire con questa mentalità, che non avete ereditato niente da noi, perché quello che vi stiamo lasciando non è che sia tutto questa gran cosa, ma che comunque dovrete restituirlo. Il discorso della sostenibilità che si faceva prima si basa proprio su questo discorso. Devo poter vivere io, ma deve esserci qualcun altro dopo che può fare anche lui. L'altro ragionamento che mi viene da pensare è il discorso che è stato fatto agli aborigeni e la risposta che hanno dato. Hanno detto: ma perché non difendete la vostra terra? E quegli altri l'hanno guardato e hanno detto: come la nostra terra? Non è nostra la terra, siamo noi della terra. Okay? Noi apparteniamo alla terra, perché la terra può benissimo fare a meno di noi, mentre noi no. Ragazzi, ci sono domande? È il momento. Fate girare i microfoni. Patrick. Dove hai il microfono? Dov'è il microfono? Fatelo arrivare. Non trattenetelo contro la sua volontà quel microfono e lo passiamo al nostro Patrick. Alzati in piedi. Vai. Buonasera. Volevo fare una domanda, però la leggo perché... Certo. Allora... Tieni il microfono vicino, Faccio però. la prima, ok. Al prof Crespano. Come mai tante persone additano gli agricoltori di inquinare l'ambiente quando tutti noi nella vita quotidiana produciamo inquinamento attraverso la benzina, detersivi che vengono usati? C'è scritto così, non mi dica niente. lui lo imbecchiamo, no? Perché da una parte ti faccio un altro esempio, può essere interessante. Lavorando in ERSA, insomma, sono venute fuori una serie di cose particolari, fra le varie, come mai quali sono le cose nel nostro stile alimentare che ci creano più problemi da un punto di vista proprio salutistico. La gran parte delle persone pensava che sono i cibi, perché i cibi contengono le sostanze tossiche e via di seguito. La gran parte dei problemi invece erano dovuti a uno stile alimentare sbagliato. È inutile che tu mi dici stai mangiando le cose cattive, se tu ti riempi di grassi saturi tutto il giorno, magari ti scoppierà qualche brufolo, no? Per conseguenza. Bene, diciamo. Okay? Quindi diciamo che quello che si riesce a recepire, quello che non è esattamente quello che è. Bisognerebbe riuscire anche a spiegare, perché una delle cose che ci sono purtroppo poco esposte, ma nell'ultima normativa e nei PAN ci sono, è che bisognerebbe spiegare alla popolazione che cosa stiamo facendo, in maniera che non saremo poi sempre noi accusati. L'altra cosa che mi viene da ricordare è che non è mai stato che noi abbiamo portato i campi vicino alle case, sono sempre gli altri che ci hanno portato le case vicino ai campi, creandoci poi delle situazioni di contrasto, di conflitto, ma non volute da noi. Altre domande? Se no passiamo il microfono agli altri ragazzi. Passiamo il microfono allora qua, c'era tu che volevi parlare? O sì? Poi magari facciamo veloci che se no perdiamo tempo solo a girarlo. Ok, grazie. Vai, uguale. Ok. Prima uno e poi l'altro. Avevo anch'io una domanda per lei e le volevo chiedere se, dato che tutti parlano che questi problemi ambientali negli ultimi decenni sono diventati sempre più drammatici, se anche dal punto di vista delle normative agricole si è notato un aumento della rigidità, appunto. È aumentata sicuramente la complessità, perché le problematiche adesso sono svariate e molteplici. Per dirti, l'ultima criticità che è arrivata, che è molto importante, molto pesante per l'agricoltura, ci sono dei produttori che stanno chiudendo per l'Aleomorpha alis, la cimice marmorata asiatica. È un problema enorme e bisogna riuscire ad affrontarlo, perché giustamente abbiamo detto che bisogna avere la sostenibilità per quelli che verranno, ma non è che noi nel frattempo possiamo crepare di fame, perché sennò gli altri non verranno, ok?
Quindi ci si sta lavorando in maniera molto seria, però bisogna affrontare delle problematiche concrete. Non è sempre, per il resto, per dirti anche su questo discorso qui, si è attivato tutto quanto il ragionamento sui microrganismi. In Italia esiste una biofabbrica che produce insetti che sono in grado di predare o di parassitizzare altri insetti. Quindi questo tipo di lotta è la lotta che si sta cercando di portare avanti. Il discorso di incrementare quanto più possibile il biologico e tutti i metodi di lotta che hanno il bassissimo impatto è una delle mission di questa normativa. Anche se io lavoro in integrato per cui posso buttare dei prodotti chimici, devo ricordarmi che la normativa mi dice che prima devo provvedere a fare tutte quante le altre cose che posso fare prima. Se facendo questo non riesco ad ottenere il mio risultato, allora provvederò anche col chimico. Quindi questo da un punto di vista normativo esiste, bisogna però che passi anche mentalità. Ok, altre domande? Spero di averti risposto. No. Sì, dai. Ecco, così facciamo contento Alessandro che si lamentava che nessuna ragazza parla. Ok, allora io vorrei fare un intervento rispetto al pessimismo che ho notato molto nei confronti di manifestazioni, ma anche attivismo e azioni individuali, perché le persone tendono a dire sempre che è inutile, che non si arriverà mai da nessuna parte, e ho sentito molto spesso una parola, ovvero utopia. E vorrei dire, se le persone che tempo fa lottavano per altre cause, magari per i diritti umani o tantissime altre cose per le quali bisognava lottare, si fossero tirate indietro perché era un'utopia, non si sarebbe arrivati da nessuna parte. E allora, se ognuno di noi va alle manifestazioni oppure nei gesti quotidiani fa tutto ciò che è possibile per riuscire a rendere questo mondo un posto migliore, perché dovrebbe continuare ad essere considerata un'utopia? Grio, lei? Si commenta da sé, ma... No, è corretto, cioè il cambiamento parte da noi, parte da ciascuno, ognuno ha la sua quota parte. Prima di lamentare ciò che non fanno gli altri dovremmo chiederci se noi stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità attivare affinché il cambiamento inizi ora. E nella misura in cui noi siamo testimoni credibili dei valori che pronunciamo, non solo perché appunto diciamo ciò che va detto, ma perché mostriamo con le nostre azioni che crediamo in ciò che sosteniamo, allora possiamo pretendere con forza che altri seguano e che soprattutto chi ha responsabilità di governo faccia il suo. Ecco, forse quello su cui dovremmo lavorare di più è esattamente la coerenza e come adulti dovremmo essere credibili nella misura in cui viviamo ciò che affermiamo. Professore, prego, si alzi in piedi, sì, nome, cognome, codice fiscale, no. Dai, fate un applauso, è un professore di quelli... Prego. Volevo toccare solo un tasto, anche se il tempo è poco, che non è stato toccato. Qualche anno fa Papa Francesco ha fatto un'enciclica dal nome Laudato Si, appunto per ricordare anche tutto questo nostro pianeta Terra che sta andando un po' in quel paese anche a causa nostra, ed utilizza una parola che secondo me è molto significativa. Dobbiamo cercare di essere custodi di questo pianeta, cioè di cercare di custodire il pianeta, no? Quando noi custodiamo qualcosa è perché quella cosa lì ci sta a cuore, quindi facciamo di tutto e utilizziamo tutte le nostre forze per essere custodi di quella cosa lì. Ecco, secondo me se iniziamo ad avere quest'ottica di essere custodi di questo nostro pianeta, del nostro orto, dicevamo prima, del nostro paese, ma di tutto ciò che ci compete, probabilmente proteggeremo con tutte le nostre forze e con tutta la nostra voglia anche questo pianeta. Grazie. Allora abbiamo, insomma, il tempo non basta mai, la tematica è complessa, saremmo potuti andare avanti per ore, invece ci dobbiamo fermare qui. Però Effetto Friuli Giovani torna naturalmente venerdì prossimo. Un ringraziamento come sempre alla regia, grazie a tutti i nostri ospiti e soprattutto grazie a voi ragazzi. In replica domani alle 21, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay.
supermercati De Spar, Eurospar, Interspar.